Importante che siamo salvati tutti quanti, nessuno feriti. Danni, niente, recupera comunque. Forza, con la forza. La quantità dei detriti da smaltire a Cancia è enorme. Per fortuna non ci sono state vittime, però anche se sommessamente, senza alzare la voce, da parte di molti ci sono perplessità sui perché dei tempi ritardati dell'allarme. Sì, ho sentito anche questo, ma insomma questo penso che sia alla fine un dettaglio e forse c'è una versione che dice che forse è andata meglio così perché se magari fosse scattato e la gente si fosse mossa magari per strada avrebbe potuto rischiare di più. È un tema che dovremmo cercare di approfondire e valutare anche nelle modalità e nelle tempistiche. Le polemiche sugli allarmi che non sono scattati, cosa ne pensa? Gli allarmi non sono scattati, non è previsto che scattino automaticamente. Ci abbiamo provato ad automatizzare l'impianto. L'anno scorso, che non c'è stato nulla, avrebbe dato 6 falsi allarmi. Quindi l'impianto allarme consente di lanciare un allarme da qui, dal comune, da sopra precisamente, manuale. Quindi il sindaco va su, schiccia il bottone e partono le sirene e i semafori, come è stato fatto questa volta del resto. Purtroppo il tempo di reazione questa volta è stato veramente minimo e siamo arrivati in ritardo. Su questo si innesca poi una querela tra l'assessore alla protezione civile della Regione Veneto Gianpaolo Bottacin e il consigliere di AVS Andrea Zanoni, che avrebbe presentato un'interrogazione per chiedere le cause del mancato funzionamento del sistema di allarme e i costi effettivi affrontati dalla Regione per la manutenzione e gestione del sistema. Opere definite costosissime, naturalmente a carico dei contribuenti, sulla cui efficacia tuttavia, alla luce di quanto accaduto, si possono porre legittimi dubbi, invitando l'assessore a dedicare tempo anche alla questione della gestione e della manutenzione. A Zanoni Bottacin risponde ricordandogli che le opere in oggetto non sono state volute dalla giunta regionale. Infatti, a seguito dell'evento che nel 2009 causò la morte di 2 persone, la popolazione chiese alla regione di trasferire la competenza della frana alla provincia, cui ora è affidata, allarme compreso, la gestione.